Bene, 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 eccoci qua ragazzi, bentornati su Calcio Espresso. Ragazzi, bentornati al caffè del lunedì, bentornati in questo canale dove si beve calcio e si vive Napoli. Ho sempre difficoltà a ricordarmelo precisamente, perché ho sempre paura di mi ubriaca che frase sostanzialmente. Comunque, ragazzi, veniamo naturalmente da una domenica. Io la definirei interessante, per no, più che qualche altro aggettivo, e chiaramente ci ha portato a incoronare, tra virgolette, la Spagna campione del mondo. È stata una finale non bella, diciamo, io partirei da questo. È stata una finale a senso unico, ma mi sento di dire, e poi ti lascio subito la parola, mi sento di dire che però ha vinto nel complesso la squadra migliore del torneo. Nettamente la squadra migliore del torneo e la miglior squadra, penso, a livello mondiale nel vero senso della parola a questo punto, no? Visto che si è coronata campione del mondo. La Spagna che porta avanti ormai da tanti anni una filosofia, una mentalità e un modo di giocare che hanno solo loro. Hanno avuto tra l'altro forse il cammino più difficile di tutte le squadre che erano arrivate in semifinale e in finale. Assolutamente sì, assolutamente sì. Hanno stradominato la Francia, hanno stradominato l'Argentina, finale sicuramente brutta. Forse l'unico difetto che posso trovare a questa Spagna, se difetto possiamo chiamarlo, è che vuole per forza entrare in porta col pallone. Le uniche due conclusioni da fuori sono state di Rodri e di Cubarsí in 120 minuti, con l'Argentina poi che ti fa muro, che a un certo punto decide di chiudersi totalmente. Serve forse a volte un'alternativa al loro gioco, però giocano talmente bene, sono talmente belli da vedere che dubito che cambieranno mai. Io penso proprio di no, tra l'altro questa cosa che hai detto, questa cosa di voler per forza entrare in porta col pallone, è in realtà un difetto, per così dire, che hanno da sempre, no? Sostanzialmente se ci pensi, cioè la Spagna è sempre stata questo, almeno ma mi sento di dire da un 20 anni a questa parte, da quando ha cominciato secondo me da quando la federazione spagnola ha cominciato a voler creare una certa tipologia di progetto, una certa tipologia di, come dire, di conseguenzialità delle nazionali, no? Sostanzialmente, quindi partendo dalle giovanili fino ad arrivare alla nazionale A, alla nazionale maggiore, e questo sia per quanto riguarda i giocatori, e quindi questo spiega anche la nascita di tanti talenti, no? Secondo me in Spagna proprio, più che la nascita, la crescita, che è ben diverso sostanzialmente. Che c'è? Non è successo niente. Nessuno ti ha visto, Elisa, tranquillo. Stavo dicendo, scusami perché leggevo anche i commenti di Salvo, stavo dicendo, in realtà il progetto alla Federazione Spagnola ha accompagnato più che altro la crescita dei talenti, più che la nascita, perché secondo me tanti talenti nascono più o meno in tutte le parti del mondo, poi è chiaro che ci sono gli unicum, Yamal o simili, però la cosa importante da coltivare è la crescita, cosa che per esempio in Italia assolutamente non facciamo. E sull'altra cosa che dicevo, finale brutta, ma io aggiungerei in realtà finale brutta solo per colpa dell'Argentina, perché in realtà la Spagna ha giocato, cioè semplicemente è stata una finale brutta perché non c'è stata mai partita sostanzialmente. Sì, anche perché l'Argentina comunque l'ha impostata fin da subito una sorta di difesa d'oltranza e ripartenza, palla a Messi e preghiamo. L'unica cosa è che l'Argentina ieri era veramente scarica mentalmente e fisicamente, Sì, dovuta anche al fatto che vabbè, scusami. dicevo, dovuta anche al fatto che comunque quasi tutte le partite all'eliminazione diretta sono andati ai tempi supplementari, comunque si giocano una volta ogni 3 giorni, è la nazionale più anziana della competizione e a lungo andare poi questa cosa l'hanno sentita. Ma assolutamente, assolutamente. Infatti l'Argentina mi è sembrata, come hai detto tu, scarica, ma anche scarica molto emotivamente.
e questa cosa l'hanno pagata tanto, chiaramente, perché loro hanno fatto dell'emotività, insomma, appunto del gruppo, dell'emotività, della garra, sostanzialmente, come amano chiamarla tutti quanti loro, l'hanno fatta, diciamo, era la loro forza trascinante per tutto il mondiale, quindi è venuto a mancare proprio nella finale. Chiaramente si sono trovati diciamo, di fronte a una squadra colossale sotto certi punti di vista, costruita in maniera pressoché perfetta e che gioca, come hai detto tu benissimo. Intanto Salve dice: scusate la franchezza, ma ho goduto per la Spagna. Magari spiegaci il motivo preciso per cui hai goduto con la Spagna. E poi questa cosa io non l'ho notata, sostanzialmente. Non riesco a trovare il video, ma sembra che i giocatori spagnoli abbiano allontanato Trump per la foto. Sì, è stato Rodri che fondamentalmente Trump voleva ripetere quello che ha fatto al mondiale per club, quindi mettersi in mezzo durante la foto, e Rodri invece ha fatto capire di prendere un'altra strada, tant'è vero che poi anche Infantino lo segue correndo. Sì, infatti sì, diciamo il video non lo posso recuperare al momento, però tendenzialmente è stato un po' così, come ha detto Fernando, e secondo me anche giusto, sostanzialmente. Cioè, io, e adesso chiaramente ne parliamo naturalmente di questa cosa, perché come vedete in scaletta, però già mi era sembrato eternamente ridicolo al mondiale per club ripetere quella, dal mio punto di vista, figuraccia che fece Trump, sostanzialmente solo per prendersi la scena, ripeterla la premiazione di un mondiale. Chiaramente mi sembrava veramente ridicolo. Dice Salve ancora: argentini fallosi oltre il limite. Sì, e infatti magari possiamo parlare anche un po' dell'Argentina. Secondo me Argentina fallosa oltre il limite perché non avevano altre armi. Mi dispiace dirlo, perché durante il mondiale hanno fatto vedere anche altro, anche contro l'Inghilterra sostanzialmente, anche se secondo me l'Inghilterra si è suicidata, un po' come l'Egitto. Però contro la Spagna non avevano altre armi che provare a mettere la partita su quei binari lì, quindi sul binario del nervosismo, sul binario di qualche fallo, di qualche provocazione, e poi, come diceva Fernando, palla a Messi e si prega che succeda qualcosa, ma sostanzialmente Messi è stato bloccato senza bloccarlo, se ci pensate. No, ma il discorso sai qual è? Che allora, analizzando un po' l'Argentina, a me onestamente Scaloni non è mai piaciuto come allenatore, lo dicevo anche 4 anni fa, purtroppo noi non eravamo ancora nati, ma a me Scaloni non è mai piaciuto come allenatore, nemmeno nel mondiale che poi ha vinto, perché ha sempre impostato il gioco dell'Argentina sul difendiamoci, tanto poi diamo la palla a Messi e qualcosa succederà. Cosa che poi effettivamente è successa, ed è successa anche in questo mondiale, perché poi dal 75esimo in poi entrava in gioco Messi. Anche ieri sera la Spagna fa 1-0, a un certo punto gli ultimi 5 minuti, apre e chiudo parentesi, se fossi io della Fuente a Nico Williamson gli farei mai vedere più il campo, perché quel giochetto che poi ha provato a fare in aria, mamma mia, pazzo scriteriato. No, fosse stato un giocatore mio l'avrei preso per quei capelli che si fa qua dietro, l'avrei sbattuto in tribuna insieme a Trump. Comunque, tornando all'Argentina, poi alla fine vedi, palla a Messi, buttiamoci in aria, che tanto lui la palla la mette. Secondo me l'Argentina poteva fare tanto altro. Ritornando invece a quello che dice Salvio, gli argentini fallosi oltre il limite, perché fondamentalmente quello è il loro modo di giocare, cioè loro hanno improntato i loro successi in questi 8 anni sulla garra e sul miracoloso Messi. Quando poi incontri una squadra che è più forte di te, perché anche con l'Inghilterra, diciamo, l'Argentina arriva in finale perché l'Inghilterra gli regala mezz'ora di partita, perché si chiude e se li porta in area. Poi ritorniamo sempre lì, comunque l'Argentina, comunque i giocatori sono forti, quindi qualcosa succederà sempre.
ma quando poi invece incontri una squadra come la Spagna che ti affronta a viso aperto, che ti pressa tutta la partita e una volta recuperata la palla non la spazza ma se la tiene lì e se la gioca, puoi fare veramente poco. Sì, esattamente. Scusa, gracias Julian, gracias. Sì, l'avrei messo tra poco. L'avrei messo tra poco, tra l'altro l'ho anche tradotto un attimo sostanzialmente per essere sicuro che aveva detto quello che pensavamo. Ragazzi, lo spagnolo non è proprio la mia lingua, l'inglese ancora, lo spagnolo no. Ma Julian! Ma che ne sai se Julian è spagnolo argentino, scusa? Non lo so. Vabbè, se non va che cagniamo metta maglietta dell'Argentina. Ma scordate che volevo dire in tutto questo. Intanto salve, salutiamo anche una polemica. Live da Di Maru dice ci arriviamo dopo Napoli, ci sono Alisson, Biuchema, Vergara e Politano con i tifosi. Sì, è vero, c'è la live con i giocatori che rispondono alle domande, quindi ovviamente a noi piace fare le live in contemporanea, insomma, ad altre cose importanti per non farci cagare sostanzialmente. No, però a parte le battute, tra l'altro dopo arriviamo pure alla questione di Di Maru. E comunque diciamo, stavamo parlando ancora della Spagna. Tra l'altro la Spagna ci fa vedere ancora una volta, nel frattempo proverò a ricordarmi che cazzo volevo dire, ma non fa niente. La Spagna ci fa vedere ancora una volta che fare un gioco offensivo non significa necessariamente perdere equilibrio, e questa per me è una cosa veramente molto importante, perché in Italia continuiamo a combattere contro queste cose, no? Fe, non so se mi stai seguendo e se sei d'accordo o meno, figurati. Dice Salve, possiamo seguire la diretta insieme e la commentiamo? Pure può essere un'idea, però diciamo, questo passaggio un attimo lo volevo fare perché in Italia continuiamo a combattere con queste, come dire, contro questa cosa che se sei offensivo non puoi avere equilibrio, mentre se hai equilibrio non puoi essere una squadra oltre offensiva. La Spagna in questo mondiale, che ha preso un solo gol in tutto il santissimo mondiale, ci ha fatto vedere che si può vincere e convincere e prendere pochi gol pur giocando tendenzialmente sempre all'attacco, perché poi è quello che fanno. Sì, no, vabbè, io nella Spagna permettimi questo paragone, rivedo molto il Napoli di Spalletto e il Napoli di Sarri. In che senso? Per me, per fare un gioco del genere devi avere innanzitutto i giocatori giusti al posto giusto, perché come ti dicevo anche la scorsa live, devi avere per forza un Koulibaly o un Kim per giocare con la difesa alta. Assolutamente. E poi devi anche allenarlo questo modo di giocare. La differenza dove sta? Perché la Spagna riesce anche in nazionale, non solo in una squadra di club? Perché come dicevi bene tu e come già dicevamo in una live quando parlavamo dell'Italia all'eliminazione del mondiale, la Spagna ha creato un modello sul quale già i bambini di 10 anni vanno ad allenarsi. Quindi da quando i ragazzi, esempio Cubarsì, perché ho Lamine Yamal, che sono i più giovani, avevano 10 anni, già iniziavano ad allenarsi e a pensare in questo modo. Poi della Fuente, molti ragazzi tipo, che ne so, Dani Olmo o quell'altro lì che giocava alto a sinistra, che ora non mi viene il cognome, Baena. Se li è portati, esatto, Baena, se li è portati già dall'Under 19, hanno fatto l'Under 19, Under 21 e Nazionale Maggiore, cioè è un modo di giocare che è stato ampliato in toto a tutte le nazionali, dai più piccoli ai più grandi. Quindi una volta che io entro nella Nazionale Maggiore è come se a me non fosse cagnato niente, perché io già so come devo giocare e già so quali sono i movimenti da fare. Perciò ti facevo il parallelismo con il Napoli di Sarri o il Napoli di Spalletti, perché dopo un po' noi avevamo imparato a giocare a memoria perché già conoscevamo i movimenti di tutti, e questa è la Spagna. La Spagna gioca a memoria, ma lo fa, ripeto, da
ormai 16 anni, perché secondo me tutto il movimento nasce nel momento in cui la Spagna diventa campione del mondo, che ha bisogno comunque bene o male di avere un ricambio generazionale, e mette in atto tutto il movimento. Assolutamente, ma infatti questo è il motivo per cui tutti dicono, giustamente a mio avviso, che la Spagna sembra più una squadra di club che una squadra, che una nazionale sostanzialmente, perché ha tutti i meccanismi e tutti i concetti di una squadra di club, cioè gioca veramente come, cioè veramente mi sembrava una squadra che era alla fine di una competizione europea dopo una stagione intera. Ok, cioè ma infatti se vedi anche la Spagna non ha bisogno dei grandi nomi tipo la Francia, perché la Francia ne aveva 8 per ogni ruolo ed sembravano veramente gli Avengers, no? La Spagna ha bisogno di giocatori funzionali al suo sistema di gioco, che messi in quel sistema diventano l'Olise della Francia, il Dembélé, capito quello che voglio dire? Assolutamente. Perché il loro gioco è talmente inculcato nella loro testa che o le metti nell'Under 19 o nella nazionale maggiore, loro sanno cosa devono fare e lo fanno alla perfezione. Assolutamente. Intanto salutiamo naturalmente anche Andrea che ci ha raggiunto. Non vi volevo disturbare. Così lo introduciamo. Vabbè, Andrea, naturalmente stiamo parlando della Spagna campione del mondo, del dominio, insomma, durante tutta la partita, dell'Argentina che praticamente, ridico questa cosa, praticamente la finale io mi sento dire che l'Argentina non l'ha giocata, da tutti i punti di vista. Hanno chiuso le squadre con 2 XG completamente opposti, 1,94 per la Spagna e 0,22 per l'Argentina, che quello 0,22 in realtà l'ha creato nel secondo tempo supplementare con quelle 2 o 3 sortite, sostanzialmente più di nervi che di altro. E poi chiaramente, come vedete nella lista di argomenti, ho scritto anche Messi opaco sostanzialmente, ed è in parte una delle cose che chiaramente un pochino mi è dispiaciuto, non tanto perché preferivo vincesse l'Argentina o meno, perché in realtà, vi devo dire la verità, proprio in questa finale chi vinceva mi avrebbe fatto comunque piacere a prescindere, perché da una parte chiaramente l'Argentina occupa sempre una buona parte, insomma, un buon posto nel mio cuore, all'altra parte la Spagna, insomma, una squadra forte che la meritava. Però, diciamo, questo mi dispiace di Messi, perché potrebbe essere stata naturalmente la last dance ai mondiali di Messi, chiuderla con questa prestazione al di là della vittoria o della sconfitta, perché questo, diciamo, mi avrebbe spostato poco, almeno personalmente, però proprio la prestazione di Messi, che non è mai stato trovato, non è mai riuscito nemmeno a provare ad incidere. Chiaramente questo è colpa anche, insomma, di tutti i suoi compagni, tutti messi insieme, però proprio la sua prestazione è stata veramente molto molto opaca. Non so voi come l'avete visto, ma cioè, è stata quasi triste questa prestazione. Opaca tutta l'Argentina. Sì. Premetto che non ho visto la partita, ma ho visto gli highlights lunghi, quindi mi sono ho visto un po' la partita, limitatamente. Messi ha degli attenuanti, nel senso che ha 39 anni e giocare onestamente una finale mondiale solo per puro diritto TV a quell'ora con quel caldo lì, non ne capisco il motivo. Lo stesso Messi, ma come anche tutti gli altri giocatori, hanno potuto patire quel caldo lì. L'Argentina è una squadra che dall'inizio è stato anche detto, sono dei guerrieri a servizio di Messi, cioè noi difendiamo e Messi fa. Ha vinto il calcio, ha vinto la Spagna, come diceva anche Fernando, cioè forse Messi nell'organizzazione calcistica della Spagna potrebbe far fatica, perché non esistono, non servono i nomi alla Spagna, ma serve proprio un'idea di gioco, un'idea di calcio. La Spagna è puro calcio, ma io alcune partite della Spagna le ho viste ed è bellissimo proprio da vedere. Ricordiamo che la Spagna non gioca con un attaccante, non gioca con una punta. Oyarzabal fa la punta e segna tanto. Quindi è proprio un meccanismo di gioco diverso che ha la Spagna ed è una grande squadra, e noi italiani, FIGC in primis, dovrebbe prendere a modello ciò che è stato fatto con la Spagna e con la costruzione
delle nazionali giovanili e senior della Spagna, perché De La Fuente non ha fatto nulla per un club, ma ha costruito le fortune della nazionale, partendo dalle giovanili fino alla fine. Poi Messi opaco, ragazzi, questa è la differenza, lo dicevo pure sul gruppo, queste sono le differenze con Maradona. Poi il calcio è diverso, l'età è diversa, tutto quello che volete, ma Maradona si sarebbe preso la squadra anche a 39 anni sulle spalle, se la sarebbe portata in giro, avrebbe avuto un carisma un po' diverso anche in mezzo al campo per una finale. Poi, permettetemi, quel siparietto con Cucurella a me ha dato veramente, veramente fastidio, perché là si vede la differenza fra quello che è stato Maradona e quello che non sarà mai Messi paragonato a Maradona. Un cagni grafico. La slide dopo. Cioè, Vabbè, poi dopo ci ritorniamo. Comunque vi posso bloccare un attimo, volevo rispondere un attimo a una polemica per quanto riguarda il fatto del giornalista Esposito, non so se voi avete sentito di quel giornalista. Beh, niente, volevo semplicemente dire che è assurda una cosa del genere, aspettiamo di scoprire che cosa diranno, però a me quando ho letto la cosa mi ha fatto venire un po' i brividi, onestamente. Però io spero che ci sia, tra virgolette, che ci sia altro, non è un discorso calcistico, perché sennò è veramente preoccupante. Sì, ma io penso, non voglio dare giudizi prima di sapere, però penso quasi sicuramente, perché non credo si sarebbe arrivato a questi, non si sarebbe arrivati a questi livelli. Poi noi, non so, bazzichiamo un po' per eboli, no? Quindi non sono mai sembrati sta mandrie pazz. No, la cosa brutta, sai qual è? È che è avvenuto proprio lo stesso giorno, comunque a un giorno di differenza, con l'anniversario della strage di Paolo Borsellino. Quindi sta cosa ti fa pensare, onestamente. Io questo pensavo. Quando ho letto la notizia, la mia mente è subito partita a quello che è successo, stiamo parlando di 35 anni fa. E quindi vuol dire che a 35 anni, se è solo un discorso calcistico, quindi abbiamo peggiorato le cose. Mi vengono i brividi addosso pensarlo, perché veramente stiamo parlando di una realtà che fa paura. Io non posso pensare sia solo un discorso calcistico, mi sembra veramente, mi sembrerebbe assurdo. Poi vedremo che cosa scopriranno, insomma. Cioè, veramente è stata una notizia veramente aberrante sotto tanti punti di vista, quindi è complicato anche parlarne, secondo me. Una polemica dice 34, Andrea. Sì, invece che 34 su 35 anni, su 34 anni. Andrea, cerca di essere un po' più preciso. Comunque, dato che Fernando ci ha bloccato, io ne approfitto per ritornare un attimo su questa slide, poi su quell'altra questione ci torniamo tra pochissimo, perché in realtà Andrea non l'ha vista, non so se l'ha recuperata, se si è recuperato anche quelle scene. Fernando, penso tu l'hai vista la partita, no? Ieri. E quindi, diciamo, questo show, soprattutto dell'intervallo, no? Perché quello di cerimonia di chiusura prima della finale, io ti posso dire che ancora l'ho ritenuto accettabile, ok? Perché vabbè, un po' di spettacolo prima di iniziare la partita, lo posso comprendere, insomma. Secondo me si esagera sempre un po', perché il calcio è un'altra cosa, però magari io ragiono da vecchio, ecco. Però l'halftime show, io veramente, non ho vomitato a terra per decenza, questo è il mio commento, ma mi ha fatto veramente schifo e non ho capito veramente. Sì, è chiaro il messaggio che hanno voluto mandare, tutto quello che vogliono, però veramente non ho capito il motivo di fare una pausa così lunga tra un tempo e un altro.
e di organizzare quel teatrino, soprattutto la parte iniziale con Madonna, Ronaldo e Ronaldinho, ragazzi. Ma mi Cioè, spiegate, perché io l'ho io- sentito per radio, stavo in macchina che stavo tornando a Napoli, è durato 30 minuti di intervallo, io mi 27, aspettavo, boh. 27. Cioè, io ci sono solamente sul fatto che Ronaldinho e Ronaldo sono entrati in macchina con Madonna. Sono entrati in macchina con Madonna, e mo Fernando insomma ci dirà anche le sue impressioni, ma sono entrati, tieni presente la macchina del tempo di Ciao Darwin? Sì, Sono entrati esattamente così, Sì. con loro che guidavano e Madonna che cantava dietro. Cioè, ma è stata una scena veramente trash ai limiti del ridicolo, che io veramente, cioè Fernando, non so tu cosa ne pensi, ma io non ho parole. Ma vince la classica americanata, quando loro Mm. hanno voluto, tra virgolette, portare l'halftime show del Super Bowl che fanno in America ogni anno, l'hanno voluto portare anche ai mondiali, diciamo come, tra virgolette, prodotto americano, secondo me. Però a me la cosa molto più ridicola, che non so quanto posso espormi e che volesse fargli il loro canale, che per carità di Dio può essere piaciuto, bellissimi bambini che cantano, però quella scritta Love a centrocampo che rappresenta il mondo con la scritta Love, e poi sappiamo tutti quello che sta succedendo nel mondo e chi è quello che sta facendo accadere tutto quello nel mondo, meno Uno di questo è quelli, un pensiero, uno di poi quelli, uno di quelli che sta facendo accadere. uno di quelli è proprio il grosso, cioè io È ridicolo. personalmente non dico mi sarei rifiutato, perché poi lì sono interessi economici, no? Perché poi tipo i bambini è una scuola, quindi figurati quanta soldi ha pigliato in nostra scuola. Però la scritta Love, poi fai 1+1 e sai chi è uno dei principali attori per quanto riguarda quello che sta succedendo nel mondo, ti viene da ridere. Per quanto riguarda il discorso Madonna, Ronaldo e Ronaldinho, sono incommentabili. Io ti dico la verità, io a un certo punto pensavo che Ronaldo e Ronaldinho fossero finti, perché io vedevo solo questi Sì, due che andavano avanti con la e rideva così tutto il tempo così. sì. Ho detto sarà IA, ho detto sarà Ma soprattutto Ronaldo, capite? Ronaldinho un certo po' che si è strano, muoveva. è Cioè, Ronaldo era strano che loro sempre... si prestano a ste cose, è strano. Andrea, ci hanno dato una bella cosa i soldi invece, secondo me. Ma sicuro, il problema è che ma ci vuole, il calcio è diventato uno show e soprattutto facendolo in America accentua di più il fatto di farlo diventare uno show con le americanate. Il problema lo sai qual è? Il problema sai qual è? Che voi non so se poi dopo avete visto l'intervista che DAZN ha fatto ad Infantino, che gli ha fatto la domanda di che cosa per Infantino, come fosse andato il mondiale. Infantino ha detto che è stato il mondiale più bello della storia, il più spettacolare. Cioè, con questo che cosa ti voglio dire? Sono cose che verranno dette ad ogni mondiale, soprattutto lo doveva dire, ma di certo questo mondiale non è che mi ha allettato, almeno personalmente, non è che è stata... No, quello che voglio dire io è che se si vende lui nel fare queste cose, perché per me il calcio, quantomeno l'intervallo che è in una partita, no? Perché fin quando lo fai, perché pure la Champions League, per esempio, prima della partita, prima della finale c'è lo spettacolo di chiusura, ok? Se tutto quello che avete fatto durante l'intervallo lo facevi prima, era più accettabile. Cioè, per me quei 90 minuti sono, tra virgolette, sacri, non li dovresti toccare. Se tu invece ti vendi per 30 danari, poi succede questo. Fernà, ti posso dire anche un'altra cosa, questo mondiale qua è un mondiale, è stato il più bello della storia, ma a me pare quello più leccaculo della storia, nel senso che è dagli inizi che Infantino sta a cazzo e cucchiare, scusatemi il francesismo, con Trump, che è il presidente del paese ospitante. Ricordiamoci il discorso di Balogun degli Stati Uniti per il discorso dell'espulsione. Quello è un qualcosa che crea un precedente, è un qualcosa che non sta né in cielo né in terra. E Infantino, da presidente FIFA, si è venduto tranquillamente ai soldi dell'America.
cioè lo show fatto all'americanata è un qualcosa che, come dicevi tu, i 90 minuti della finale mondiale sono 90 minuti sacri per chi ama il calcio, sacri. Esistono solo quei 90 minuti. Nella finale non è esistito quello. In quella finale lì ieri è esistito lo show, come l'NFL, come il Super Bowl, come qualsiasi cosa in America. Il discorso di Balogun, un presidente del FIFA con le palle avrebbe detto: fatti a tuoi, non è di tua pertinenza, l'espulsione rimane così, sta zitto, va a fu presidente per quello che stai facendo a livello mondiale. Il problema è che in realtà è stato il mondiale più economico della storia, quindi quando tu ti permetti di fare determinate cose e incassi determinati soldi, perché comunque il paese ospitante ti permette di incassare determinati soldi facendo determinate operazioni, poi succedono purtroppo queste cose. E quindi noi chiaramente da tifosi e da amanti dello sport in generale ci incazziamo e ci dà fastidio e diciamo queste cose. Cioè, per esempio, di una polemica dice: ho visto l'intervista di ADL a Paradise su Rai 2, ha elogiato Infantino, perché comunque a De Laurentiis ste cafonate un pochino gli piacciono sostanzialmente, e lui comunque è imprenditore e capisce che... Vi ricordate quando De Laurentiis mise le cheerleaders prima delle partite del Napoli allo stadio? Ragazzi, l'acqua al proprio mulino, e ci sta anche che De Laurentiis possa pensare determinate cose per intrattenere. Il problema è quando si sfociano, mo ci vuole nel trash e nell'esagerazione, nel cambiare completamente ciò che è la finale mondiale, quello che significa la finale mondiale in per sé, è proprio il mondiale. Questo che dice per esempio Salvio è importante, cioè per un discorso mondiale, cioè è una contraddizione. Questo mondiale è stato la contraddizione della contraddizione. AFAMOC ha vinto la Spagna, che è quel paese. Poi mettiamo il discorso politico in mezzo. Ma questo è stato divertente. È stato divertente il fatto che abbia vinto la Spagna e che Trump abbia potuto esiste, perché la Spagna sta andando contro gli Stati Uniti e va a FAMOC. In terra americana ha vinto la Spagna. No, ma infatti c'è stata anche la stretta di mano di Borja Iglesias con Trump senza guardarlo. Però il discorso, sai qual è? Che almeno secondo me, no? Io sono d'accordo con quello che dice Salvio. Il problema è che è stato il mondiale, secondo me, almeno che io ricordi, più criticato da quando sono nato, quindi da 33 anni a questa parte, perché ne sono successe talmente tante che non puoi non avere retropensieri. Ne dico una, ma giusto per l'Argentina ha fatto tutto il suo cammino con il retropensiero che l'Argentina fosse aiutata perché Infantino voleva che vincesse Messi il secondo titolo, e poi Balogun, e poi il discorso dell'arbitro che è stato mandato a casa, e poi l'arbitro americano amico di Messi, e poi questo, e poi cioè è stato il mondiale delle critiche. In più la FIFA si è venduta a Trump, e in più mi fai uno spettacolo tra primo e secondo tempo che, per carità di Dio, io pure quando vedo il Super Bowl non mi piace lo spettacolo che sta nell'intervallo, ok, perché non è una cosa che ci appartiene, però io voglio anche capire, guarda la mia follia dove arriva, voglio anche capire che siamo in America, ci sono tra virgolette delle tradizioni americane, lo voglio pure accettare questo spettacolo tra primo e secondo tempo, però voglio, cioè, a roba tutto quello che è successo, a roba tutto quello che sta succedendo nel mondo, mi fai la scritta love con i bambini che cantano, cioè non c'è stato un minimo di coerenza, capito, in questo mondiale, perché pure lo spettacolo tra primo e secondo tempo, non dico che mi mettere la scritta guerra, ok, ma fai un tuo spettacolo, fai Madonna, fai Justin Bieber e fai Shakira, punto, filmate là, non mi fa la scritta love con i bambini che cantano di tutto il mondo.
perché non è la realtà, non è la realtà dei fatti, capito? Soprattutto in America non è la realtà dei fatti. Infatti dice Salve, se pensiamo al mondiale in Qatar in pieno inverno con oltre 3.000 operai morti per il caldo, sinceramente noi amiamo questo sport, è letteralmente uno schifo anche solo accendere la televisione. Ma infatti sì, il discorso è proprio questo, che la cosa bruttissima, oltre tutte le cose vergognose che abbiamo detto, che sono chiaramente più gravi di quello che sto per dire, molto più gravi di quello che sto per dire, ma un'altra cosa bruttissima è che alla fine viene meno proprio il senso di questo torneo, viene proprio il senso del calcio, viene meno proprio quello, cioè alla fine pare che non è più calcio, cioè ti vedi queste partite in maniera distratta, senza trasporto, senza affezione, pure il fatto dell'hydration break, no? Insomma, quest'altra follia che è stata fatta in questo mondiale solo per un discorso economico, perché hanno voglia di venirci a dire che no, è per far prendere fiato e far bere i giocatori. Ma non mi cagate il cazzo che in alcune partite c'erano delle temperature che veramente si poteva giocare tranquillamente a 20 gradi, cioè penso che potevano fare anche 90 minuti di fila, cioè quindi ma di che stiamo parlando? Ripeto, viene meno... Scusami. No, stavo dicendo, viene meno il senso del calcio, il senso dello sport sostanzialmente. No, ma il problema è che il senso del calcio viene meno, secondo me, quando poi tu me lo sputtani così chiaramente in faccia. Perché come dici tu, l'hydration break, ok, in alcune partite ci poteva anche stare, tipo ieri tu decidi di giocare alle 3 del pomeriggio. Perché sei pazzo? Che follia, il 20 di luglio. Cioè, io sto in Italia, mi voglio vedere la cazzo di finale di Coppa del Mondo che si gioca in America, mi uscire 3 a notte, non fa niente, perché questi giocatori non possono giocare alle 3, ragazzi, non possono giocare alle 3. No, ma vedi, perché è tutto... visto che gira sempre tutto intorno ai soldi, ovviamente se te lo faceva alle 3 di notte non avrebbero avuto gli spettatori che hanno avuto ieri. Però l'hydration break ieri ci sta. Certo. Ma non me lo sputtanare così chiaramente che è un discorso economico, perché lo rendi obbligatorio per tutte le partite, perché vedi che durante quel break lì gli sponsor guadagnano tantissimo. Il mondiale in Qatar, per quanto io sia d'accordo che comunque tutte le nazioni devono avere la possibilità di ospitare un mondiale, perché comunque sono comunque soldi e visibilità per quel... Certo. Non me lo devi fare in inverno spezzettandomi il campionato, perché poi se Qatar, io non sto dicendo che il Qatar non può ospitare il mondiale, però se per fare il mondiale in Qatar io devo distruggere una stagione intera per tutte le altre competizioni, Qatar, mi dispiace, non lo puoi ospitare il mondiale. Fernando, guarda la mano. Perciò poi mi vengono, ne fottono altamente di questo discorso qua. Basta vedere questo. Poi a me mi fanno morire quando poi vanno in televisione, ritornando nel nostro paese, mi fanno la pubblicità, la pirateria uccide il calcio, e no però così, e no però... DAZN quest'anno, per esempio, ho letto che sono 80 euro al mese il pacchetto, cioè 80 euro al mese, cioè, ma stiamo scherzando, e poi la pirateria uccide il calcio, voi ero tutto che si va a chiudere. Intanto se solo la luce, vabbè, la sistema. Ma poi stavo dicendo, no, il fatto di DAZN, tu, vedi palle tanto, la pirateria del calcio, di qua, di là, poi può sembrare una battuta. Poi mi sto guardando una partita Inghilterra-Argentina, a già sentire le catene, a fianco a me, teno pezzotto, che lucco come pazzo, quasi un minuto prima. E quindi praticamente io non mi riesco a godere nemmeno la partita, perché io, che ho DAZN originale, arrivo un minuto dopo al pezzotto, ragazzi. No, guarda, è una cosa indecente, veramente. È una cosa veramente indecente. Ma poi problema fossero le Adani. Cioè, hanno potuto che... questa cosa di Adani non la sto capendo. Allora, bisogna appellarsi sempre a qualcosa. No, lui esagera, è vero, lui esagera. Ma lui è lui è un che ha costruito comunque un personaggio, è amante di Messi, perché lo ha sempre detto. È normale che uno si esalta, è come se noi vedessimo in questo momento Maradona giocare, è normale che io se vedessi Maradona mi esalterei.
Però posso dire una cosa, allora, Adani forse è esagerato, ok? Però la telecronaca di Rimedio è esagerato al lato opposto. Cioè io quando sento commentare Rimedio, a me mi scende, posso dirlo? Mi scende nel palandello, perché hanno un po' emozione. Poi voglio dire un'altra cosa, ripeto, Adani è esagerato, però io penso che tutti quanti al di fuori della nazionale italiana, ok? Tipo questo mondiale l'Italia non c'era, ok? Posso avere una squadra simpatizzante? Posso avere una squadra da tifare in questo mondiale? Ma metti caso che io voglio tifare per la Spagna, ok? E faccio il telecronista. Ripeto, Adani esagerato, ma chi mi vieta a me di trasmettere un po' di emozione al gol dell'Argentina? Vabbè, sai cos'è? Il problema è che tu dovresti essere imparziale, cioè se fai la telecronaca sportiva in un'emittente italiana Rai 1, tu dovresti essere imparziale, perché tu puoi fare il tifo per la Spagna, per l'Argentina, ma il problema di Adani non è l'Argentina, il problema di Adani è Messi, cioè il problema tra virgolette, quando toccava la palla Messi... Fermati, però io noto una differenza, perché io non so se voi ve lo ricordate, quando facevano le telecronache insieme a Riccardo Trevisani e Adani, che si esaltavano tutti e due, Adani non sembrava così esaltato. No, ma infatti il problema è la Rai. Il problema è che se io sento la radiocronaca di Repice, ok? Io mentre sto vedendo le partite dei mondiali dovevo fare una cosa, mettere il muto alla televisione e mettere la radiocronaca di Repice. Repice mi dà più emozione rispetto a un Rimedio o quell'altro che faceva le altre, perché non hanno emozione. Allora io capisco che Adani può sembrare un esaltato, perché poi anche nei video che fa, come per esempio si è idratato il numero 10, ne dice le puttanate. Non sto dicendo che non dice puttanate, però il suo livello sembra alto, ma perché dall'altra parte è basso. Capito quello che voglio dire? Sì, ma ti ripeto, Fe, il discorso Adani lascia il tempo che trova, lui ci sguazza, lui ha capito, essendosi costruito questo personaggio soprattutto nella telecronaca, perché poi se vai a vedere la domenica sportiva durante il campionato, Adani quando fa le interviste e parla la domenica sportiva sempre sulla Rai, lui dice delle cose molto interessanti, intelligenti, perché lui, ma lasciando stare giochisti, tattici, teorici e quant'altro, discorso di Max Allegri tanti anni fa, ma lui comunque qualcosina di calcio ne capisce. Il problema è che si è creato questo personaggio. Quando va a parlare la domenica sportiva, lui le cose le dice con molta calma e le dice dirette, ed è anche piacevole ascoltarlo. Capite che può nuotarci in questa cosa della telecronaca, perché nel bene o nel male comunque si parla di Adani. Poi c'è chi piace, chi non piace. È normale che se avessimo avuto una telecronaca, posso dire Riccardo Trevisani, ma ci vuole, oppure, ma anche stesso Fabio Caressa insieme a Lele Adani, non sarebbe stata la stessa cosa, come dicevi tu. Perché ricordiamoci anche delle telecronache di Fabio Caressa. Anche Fabio Caressa a volte sembra un esaltato. Però vedi Fabio Caressa... O Pierluigi Pardo la stessa cosa. Però infatti per Luigi Pardo, quando fa le telecronache con Ambrosini, ragazzi, Pardo è inascoltabile, ragazzi. Pardo è inascoltabile. Vabbè, quello purtroppo ormai è il prodotto. È il nostro palcoscenico di telecronaca. Se fosse un me, ha chiesto solo su Repice, però Pardo è inascoltabile, perdonami Fernando se mi sono intromesso, è inascoltabile. No, e spesso e volentieri mi dà l'impressione di non ascoltare nemmeno chi gli sta a fianco. Non ascolta, cioè capito, lui Ambrosini a volte durante la finale diceva delle cose e Pardo cominciava a parlare di tutta un'altra cosa, capito? Vive proprio nel suo universo, io non lo capisco, onestamente. No, io per esempio il mondiale l'ho seguito fondamentalmente sulla Rai, però quindi io Pardo lo ascolto durante il campionato. E vedi, per esempio, io ti dico la stessa cosa di Pardo quando fa le telecronache, per esempio con Ambrosini, ma non con Stramaccioni, perché quando la squadra segna, anche Stramaccioni, che è un ignorante, però alza un po' il livello della telecronaca, no? Quindi
più o meno si pareggiano entrambi. Quando Pardo la fa con Ambrosini, Pardo è 100 e Ambrosini è 10. Stessa cosa succede con la Rai, con Adani e Rimedio. Cioè, quindi con questo cosa voglio dire? Che Adani sicuramente si è creato il personaggio, sicuramente a volte esagera, però sembra molto più esagerato secondo me perché ha un morto a fianco. Vedi, prendendo il commento di Salvio, Adani per me andrebbe bene, ma non sulla Rai. Se lui avesse un canale in cui fa le dirette delle partite, su YouTube intendo, cose del genere, fa la diretta, andrebbe benissimo, ma sulla Rai non glielo permette, cioè, capito? Non viene accettato. Però io invece voglio dire un'altra cosa, ormai quanti anni so che Adani fa le telecronache sulla Rai? Adani da poco, 2-3 anni credo, come telecronaca. Però a sto mondiale se l'hanno messo tutti i voti a commentare l'Argentina, qualcosa vuol dire? È perché ti porta view. Perciò dico, quindi sta bene anche alla Rai il personaggio. Ma è normale. Ragazzi, adesso io dirò una cosa che sicuramente è totalmente impopolare e sicuramente potrei essere massacrato per questa cosa che sto per dire. Per me è molto semplice. Ad Adani piace l'Argentina, piace Messi, ai napoletani piace l'Argentina, piace Messi, piace Maradona, a tutto il resto dell'Italia fa schifo Messi, fa schifo Maradona, fa schifo l'Argentina, fa schifo Adani. Cioè, è proprio, capito? Per me è proprio lineare il pensiero. Cioè, purtroppo io a un certo punto devo iniziare a ragionare, cioè non a iniziare a ragionare, il mio cervello va lì perché casualmente, dato che i napoletani hanno tifato, nella maggior parte diciamo dei napoletani hanno tifato Argentina, l'Argentina è quella aiutata, l'Argentina è quella schifata, l'Argentina così, l'Argentina di là, l'Argentina di qua, Adani di qua, Adani di là. Diciamo io purtroppo un po'... Andrea, vabbè. No, ma non voglio cadere nel populismo, sai perché? Perché non è solo un discorso italiano. Io ci cado, vedi? Wow, non l'ho nemmeno finito di dire. Non l'ho nemmeno finito di dire. Cioè, capito? Io lo stavo dicendo a mo' di provocazione e non l'ho manco finito di dire questa cosa. Eccolo qua. Perché ti fate Argentina? Siete italiani o no? Cioè, ma che affermazione è? Che affermazione è? Allora scusami, la gente del sud Italia che tifa tutto il sud Italia, non solo la Campania, che tifa qualsiasi altra squadra, allora non appartengono alla loro terra. Cioè, come dobbiamo ragionare? Come diceva Fernando prima, ci sono delle simpatie, è normale, cioè, no, è normale. È facile che, dato che l'Italia non partecipa ai mondiali da circa 16 anni, caro fratello, perché sono 16 anni che la nostra nazionale, che fa cagare i morti, non va ai mondiali, chiaramente se non c'è l'Italia io tifo chi cazzo mi pare, o comunque simpatizzo per chi cazzo mi pare, perché il mio paese non c'è. Ma naturalmente ci fosse stata l'Italia, io avrei tifato naturalmente l'Italia fino alla morte, anche se gioca contro l'Argentina. Sti cazzi, sostanzialmente, l'Italia è comunque il mio paese. Non c'è l'Italia, simpatizzo con l'Argentina, se l'Argentina vince mi fa piacere, perché tendenzialmente non ho simpatia per la maggior parte delle altre nazionali, se no mo ci vuole per la Spagna, che comunque mi sta simpatica. Mi devi spiegare quest'altro commento. Sì, perché avrebbe pareggiato i mondiali vinti dall'Italia. E mi verrebbe da dire, sti cazzi. E quindi noi ci dobbiamo preoccupare che un'altra nazionale pareggia le stelle che abbiamo sulla maglia. Ragazzi, ma noi ci dobbiamo preoccupare di ben altro. Ci dobbiamo preoccupare che in Premier spendono 120 milioni per un morto e noi non possiamo comprare nemmeno quelli che stanno in tribuna in Premier League. Cioè, ma questo chiaramente io l'ho buttato sul piano economico, ma noi ci dobbiamo preoccupare del fatto che in Italia, almeno fino ad oggi, poi parleremo un attimo anche della questione appunto nazionale, ci arriveremo tra poco, cioè dobbiamo preoccuparci che fino ad oggi non c'è un progetto generale della nazionale e dei club per cercare di far ripartire questo sistema che è morto. Cioè, questa è la verità. No, ma poi posso dire una cosa,
Naturalmente siamo gli unici a Napoli che non ragiona. Vabbè, hai ragione. Meno male che esisti tu, sostanzialmente. No, Vai, ma Fece. allora, no, perché io questa discussione, ti dico la verità, l'ho affrontata, no, con un mio amico, con un collega. Allora, il discorso delle stelle per i mondiali vinti, eccetera, ovviamente è una cosa che dà lustro, no? Alla propria nazione, alla propria nazionale, e fin qui ci sto. Ma il problema, secondo me, dov'è? Che se io mi devo preoccupare che le altre nazionali non vincano affinché io non venga recuperato, cioè l'Italia come nazionale sta levando lustro all'Italia nazione, perché sono 16 anni che non partecipiamo al mondiale, che sono 16 anni che facciamo figure in merda. Non è sicuramente, cioè io oggi che sono la nazionale con più mondiali vinti, onestamente sono orgoglioso del fatto che l'Italia ha 4 mondiali vinti? Assolutamente no, perché sono 16 anni che sto facendo figure in merda. Quindi il fatto che l'Argentina mi possa raggiungere a livello di mondiali vinti sicuramente non è questo quello che mi preoccupa. Mi preoccupa il fatto che sono 16 anni che io mi vedo i mondiali senza poterti fare Italia. Allora, mi preoccupa il fatto è il problema del nostro paese. Noi ci focalizziamo sulle cose meno importanti, ma non andiamo a vedere le cose più importanti. Non mica andiamo a vedere il caro benzina, no, andiamo a pensare a Ruggero che è stato incarcerato per 14 anni. Questo è il problema del paese. Invece di andare a vedere come e cosa dover cambiare in Italia e fare una rifondazione del movimento calcistico italiano, si va a pensare no, se l'Argentina vince la quarta stella. Ma te lo ripeto ancora, Etienne, sti gran cazzi, che me ne fotte a me se l'Argentina vince il quarto mondiale? Io devo rifondare il movimento italiano. Noi l'ultima volta ci siamo messi la quarta stella sul petto, che è il lontano 2006, quindi 20 anni fa. Nel frattempo, in questi 20 anni, la Spagna già ha vinciuto il mondiale. Allora metti caso, è 2 europei. Metti caso che la Spagna ne vince un altro di mondiale. Noi nel frattempo continuiamo a non andare al mondiale. Ok, allora non amma ti fa Argentina perché se no ci raggiunge. Non amma ti fa Spagna perché se no ci raggiunge. La Francia c'ha 2 mondiali. Che amma fa? Allora la Germania l'ha bombardata. Forza Norvegia! Fernando, perché Fernando, attento alle terminologie. Esatto. No, però hai capito, la Germania sta a 4 mondiali come noi. Allora la Germania non ha detto più cioè, io non sarò mai simpatizzante della Germania o della Francia, attenzione. Però tifiamo Inghilterra, dice Sappi. Cioè, che cosa fa? Allora devo tifare Costa d'Avorio perché così non ci raggiungerà mai. Ripeto, in parte sono anche d'accordo, ma sarei totalmente d'accordo nel momento in cui l'Italia va al mondiale, usciamo ai quarti, per esempio, però l'Italia mi dà dimostrazione di orgoglio, ok? Di essere orgoglioso della mia nazionale, di speriamo che l'Argentina non vince perché così non ci recupera i 4 mondiali. Ma i sono 16 anni che non va che mondiale, ma che già riesce la Fammuc che l'Argentina non vince? Infatti quello stavo dicendo, a me preoccupa non tanto come stai dicendo il fatto che ci possono raggiungere, a me preoccupa il fatto che io non posso competere per vincerne un altro. Cioè, vedete, poi mi devo continuare a leggere, che chiaramente stiamo facendo, noi naturalmente stiamo facendo discorsi senza senso, che è chiaro. Se dobbiamo fare qualcuno, visto che l'Italia non c'è, tifiamo qualcuno che non ci raggiunga. Cioè, per me questo è un discorso senza senso. Cioè, il tifo, tra l'altro Etienne dice di essere del sud, non mi interessa è un non tifo quello. Vorrei sapere più che altro che squadra tifa lui, chiaramente, e magari di dov'è, così capiamo, insomma, dato che a noi è palese. E il tifo, cioè ragazzi, la fede calcistica, il tifo, cioè viene da dentro, cioè viene dalla pancia, viene dalle emozioni che ti trasmettono determinate qualsiasi cosa sostanzialmente, cioè non è una cosa che si decide in maniera razionale, cioè noi siamo tifosi del Napoli perché irrazionalmente amiamo quella maglia, amiamo questa squadra. Ci sono persone della Campania, tante persone della Campania che tifano altre squadre perché per lo stesso motivo irrazionale hanno la fede, che ne so, tifano Milan, Inter, Juve, cioè ci sono tanti amici e parenti che tifano altre squadre, cioè
magari dal mio punto di vista è incomprensibile, però loro avranno le loro motivazioni. Cioè, non si decide in maniera razionale, cioè, è veramente assurdo dover parlare di queste cose. Ma sostanzialmente. cade completamente il discorso sportivo, cioè nel senso tifare una squadra, anzi non tifare una squadra perché non deve raggiungere un determinato obiettivo se non ti eguaglia, è il contrario della sportività, quindi è il No, però contrario dello sport. posso Io fare una devo domanda tifare una di squadra Tiel? perché mi fa piacere, cioè a prescindere da qualsiasi cosa. Perché io No, devo però pensare e limitarmi? Perché allora, cioè devo fare i retropensieri. no, però aspetta, perché mo voglio fare una domanda, perché poi io da Sembra se ci stanno italiano ascoltando. ho le mie simpatie e le mie antipatie. Voglio fare una domanda di Etienne, non so se ci sta ancora seguendo, spero di sì. Finale mondiale, Francia-Argentina, per chi tiferebbe lui? Anche la Germania, forse anche peggio. No, vabbè, la Germania già ci ha raggiunto, capito? Ma vedi, anche quest'ultimo commento, voi ti fate Argentina dopo che si sono comportati ieri, sono animali, ma ripeto, vedi, lui ti farebbe Francia. Ok, vabbè, andiamo avanti, tiferebbe per la Francia, andiamo avanti. Perché il calcolo che lui fa è che la Francia ha 2 mondiali, non No, ne ha devi 3. fare, perciò ho detto Francia, devi fare Germania, Argentina. No, vai avanti. Perché la Dopo Germania ha Francia, 4, Argentina tiferebbe l'Argentina è a Francia, 3. per me possiamo andare avanti. Mi dispiace per lui, la può pensare come vuole lui. Per favore andiamo avanti, perché uno che mi dice che tiferebbe i francesi veramente è come se, non lo so, come se lui mo mi dicesse che Calciopoli non è esistito, capito? Cioè, Ma rende devo pure ridere perché no, ma infatti mi dirà che Calciopoli non è esistita. Vabbè, cambiamo discorso che è meglio sostanzialmente. Altro sta Salvio che ha scritto una serie di cose interessanti, tra cui questa qua che non leggo, giusto però mi ha fatto divertire leggerla così. No, comunque a prescindere il discorso, cioè, ripeto, come ho sempre detto nella mia vita, esiste sempre, c'è bianco e nero, ma esiste anche l'intermezzo. Non è che perché ieri l'Argentina è veramente su stata animale e che aveva una cavece a destra e a manca, solo per quello non bisogna più tifarla. La tifa a prescindere, cioè la si tifa una squadra che sia l'Argentina, la Spagna, l'Abruzzese e tutto il resto preso, la si tifa a prescindere. Poi che possa essere criticata per il modo in cui ha giocato la partita, l'abbiamo già detto anche prima, quello è un altro paio di maniche, ma non per questo allora se ha giocato una merda per me non deve vincere. Oppure non la tifo più, oppure non mi piace quella squadra. Ma io ne abbiamo vinto un europeo con Chiellini che strattò una saga, ma senza Chiellini, ma quando vincemmo l'europeo? Allora devo dire date l'europeo all'Inghilterra perché siamo animali noi. Esatto, non siamo stati animali in quella finale, abbiamo giocato un grande europeo in quel caso, no? Con Mancini, perché secondo me facemmo un bel calcio, un bellissimo calcio, ed era bello vedere tante partite, però la finale l'abbiamo vinta da animali italiani quali siamo stati e diciamo abbiamo anche goduto. E tra l'altro io ne approfitto per dire che nonostante la mia estrema simpatia per l'Argentina, perché sì, diciamo da tifoso del Napoli, ma in realtà più che tifoso del Napoli, da questa mia simpatia per l'Argentina parte dalla mia devozione per Maradona, cioè poi ognuno chiaramente ha le sue motivazioni, questa è la mia. Nonostante questa cosa, considerando che nel 2022 l'Argentina l'aveva vinto il mondiale, quindi per me Messi aveva fatto tendenzialmente quello che doveva fare, ok, mettiamola in questo modo, io vi dico, perciò ho preso questo messaggio di Salvio, che in realtà io speravo che l'Inghilterra andasse avanti, perché comunque avevano una signore squadra, il movimento inglese hanno fatto passi da gigante, insomma ci sono stati tanti talenti, io speravo che l'Inghilterra andasse avanti e come dice Salvio magari non ripeto esattamente quello che ha detto, ma in realtà se l'Inghilterra non si fosse suicidata calcisticamente parlando contro l'Argentina, la finale sarebbe stata Spagna-Inghilterra, ragazzi. E non mi sarebbe dispiaciuto perché, ripeto, l'avrebbero anche meritato sostanzialmente. Maradona è morto, sveglia, andate avanti. Va bene, infatti andiamo avanti e continuate. Andiamo avanti e parliamo di Maradona. Gli argentini vi schifano, non mi sembra, però va bene.
anche questo, insomma, è opinabile, cioè ognuno ha le proprie opinioni. Vabbè, d'altronde l'Italia intera ci schifa, quindi sti cazzi. Cioè, Vabbè, ma siamo abituati. ti farebbe Francia in finale. No, vabbè, ma io posso dire pure che a noi napoletani a quanto pare ci schifano tutti, quindi sono talmente abituato che non mi fa né caldo né freddo, quindi, insomma, chi ci vuole amare ce lo fa sapere. Ma non è che a noi, insomma, cioè non è che a noi ci cagna la vita, adesso fatte che io ripeto, io dico sempre la stessa cosa. Io giusto quando... per rispondere ad Etienne, io no, Andrea non fa parlare, ieri ti favo Spagna, cioè io avevo più piacere che vincesse la Spagna per il calcio aperto. Etienne, per il calcio, io tifo il calcio. Per me comunque se Etienne si va a recuperare le varie live che abbiamo fatto sul mondiali, voi lo sapete, a me basta che uscivano Francia e Germania, poi poteva vincere chiunque. Però dopo che in finale tra Francia e Argentina avrebbe tifato Francia, chi sta Juventino sicuro, quindi è inutile manco, cioè io quando faccio, io ve lo dico sempre, no, ve l'ho sempre detto, io quando faccio queste live sono aperto al confronto con chiunque, però anche le altre persone devono essere aperte al confronto. Tra Francia e Argentina non mi puoi tifare Francia, perché italiani e francesi non vanno proprio minimamente. Poi lui pensa pure addirittura che gli argentini a noi napoletani ci schifano quando c'è Buenos Aires, è la prima città al mondo per napoletanità. E lo invito anche ad andare a vedere i video di quello che è successo a Napoli in questo mese di mondiali con gli argentini. Basta, andiamo avanti per favore. Andiamo avanti. Posso fare l'ultimo commento? Sì, vai. L'ultimissimo, poi chiudiamo, nel senso che passiamo avanti e passiamo magari velocemente a questo, perché poi sono un altro paio di argomenti su cui secondo me possiamo perché parlare. Maradona è morto. No, perché in realtà diciamo, a me dispiace leggere queste cose, perché in realtà poi la gente spesso e volentieri è ipocrita, e non mi sto riferendo ad Etienne naturalmente, minimamente, lo prendo come spunto perché non lo conosco e non so lui cosa pensa e cosa ne pensa, non mi interessa in realtà. E a me dispiace perché i ricordi secondo me sono importanti sostanzialmente, almeno per noi, insomma, a questo punto più che del sud preferisco dire della Campania, perché a quanto pare anche Etienne è del sud, quindi geolocalizzo, insomma, dalle nostre parti che è meglio. E perché poi mi fa anche arrabbiare, perché quando noi parliamo di Maradona non si può vivere di ricordi, però quando io faccio il post su Facebook, e per questo sto citando questa cosa, il 9 luglio, per ricordare sì che abbiamo vinto il mondiale, ma per anche dire che da quel mondiale c'è stato il vuoto totale del calcio italiano, sotto mi viene commentato, ci viene commentato naturalmente, vabbè, ma bisogna ricordare le gioie, non possiamo sempre fare polemica. Cioè, non possiamo ricordare quando ci conviene e non ricordare quando ci conviene. Cioè, non so se mi spiego sostanzialmente. Cioè, i ricordi ci sono e sono anche belli da ricordare, poi per il resto, sostanzialmente. Che Maro, vabbè, andiamo avanti veramente. Cioè, io mi devo continuare a sentire. C'è capito? Vabbè, andiamo avanti. Vai, andiamo avanti. No, vabbè, ma comunque tu lo sai, io te l'ho sempre, ripeto, non mi riferisco ad Etienne, ma in Italia noi siamo il paese dei finti moralisti e degli ipocriti, perché è tutto a convenienza fondamentalmente. Poi io personalmente, Fernando, sono orgoglioso e onorato di vivere nel ricordo di Diego, sono orgoglioso e onorato ad essere tifoso napoletano vivendo a Napoli, cosa molto rara all'età nostra quando noi eravamo piccoli. Sì, ma infatti secondo me tiene anche piccolo a sto punto. Chi non è tifoso del Napoli non può capire, perché io poi questa è anche una risposta che mi sono dato da solo quando leggevo i commenti sotto al nostro post dell'ultima live quando parlavamo di Messi e Maradona, no? Secondo me solo chi tifa Napoli ed è napoletano può capire perché i napoletani hanno questo affetto per Maradona, capito? Perché loro non sanno cosa eravamo noi prima
e cosa siamo stati per esempio con Diego, no? Quindi cioè non puoi spiegare stessa cosa per l'Argentina. Stessa cosa per l'Argentina, certo. Quindi non puoi spiegare una cosa che non è spiegabile, perché chi non l'ha provato è come quando tu dici ha fatto il burdello per il terzo scudetto e solo il terzo scudetto noi ne abbiamo vinto 36, ma loro non sapranno mai cosa significa per noi quel terzo scudetto rispetto ai 36-39 della Juve o dei 21 dell'Inter o dei 19 del Milan, capito? Quindi è inutile provare a spiegare un qualcosa che gli altri non possono capire. Bernà, il problema principale è che purtroppo Maradona viene visto per la maggior parte delle persone solo nella sfera calcistica, ma non si capisce che Maradona non era solo un calciatore, Maradona era un uomo politico, Maradona era un uomo di rivalsa, Maradona era uno che dal ghetto, dai bassi fanti di Vicia Fiorita è arrivato ad essere il migliore al mondo, e non solo nel calcio. Maradona sarebbe stato, se oggi fosse vivo, sarebbe stato il primo a prendere a schiaffi a pesci in faccia Infantino e Trump, e non avrebbe avuto paura. Questo era Maradona. No, ma lascia stare questo. Allora, chi parla male di Maradona, chi dice che noi viviamo solo di Maradona non capisce che non viviamo di Maradona calciatore, noi viviamo di Maradona idea, di voglia di rivalsa. Andrea, ma chi dice questo è perché non l'ha avuto nella propria squadra, perché se Maradona non avesse giocato nel Napoli, stai sicuro che non si sarebbero mai dette determinate cose e né si sarebbero fatte determinate cose all'epoca. E oggi tutti quelli che commentano quello che sta per esempio continuando a commentare Etienne è perché Etienne non è tifoso del Napoli, perché Maradona ha giocato a Napoli, perché se Maradona avesse giocato nell'Inter si parlerebbe in tutto altro modo di Maradona. Però comunque andiamo avanti, non ci fossilizziamo con tifoso della Francia, per favore. No, vabbè, io volevo solo dire che sapete che io sono blasfemo e sapete il mio non rapporto con la Chiesa sostanzialmente. Io l'unica cosa che posso dire è che io non sono sicuro che Dio sia esistito, ma sono sicuro che Maradona è esistito. Questa per me è la differenza sostanzialmente. Vabbè, andiamo avanti perché in realtà non mi interessa. Tra l'altro mi dà anche molto fastidio, mentre noi cerchiamo di parlare in maniera civile, mi dà anche molto fastidio che nei commenti lo stesso Etienne e qualcun altro, insomma, diciamo, tra virgolette offendano pure, perché continuare a scrivere che siamo ridicoli è comunque un po' antipatico, diciamocelo, sostanzialmente non è proprio piacevole da leggere, però non fa niente. Volevo solo sottolinearlo perché l'ha scritto circa 42 volte, capito? Quindi solo per questo. Maradona è solo un calciatore, il resto è aria, e questo sono grossi ed estremi, grossi e giganteschi punti di vista. Ma qualcuno ascoltava Dani ieri, quando è arrivato alla seconda voce di ne abbiamo parlato prima in realtà, però è divertente come l'ha posta una polemica. Allora, se siete d'accordo cambierei totalmente argomento. Vai. Anche perché sennò veramente ci dilunghiamo tantissimo. Allora, l'era Allegri è ufficialmente iniziata sostanzialmente, come ben sappiamo tutti quanti, e la prima domanda è: entusiasmo o paura? Diciamo, questa era, sai, dopo le prime impressioni di Di Maro, sostanzialmente volevo sapere un po' quali erano le vostre impressioni dopo i primi allenamenti, le prime volte in cui si vede insomma Allegri allenare il Napoli, cioè quali sono le prime sensazioni, le prime vibes sostanzialmente di questa era Allegri? Ma io ho visto molto allenamento col pallone, cosa che fino ai 2 anni precedenti non c'è stato. Infatti battono molto su questa cosa, no? Che nei 2 anni precedenti ad Allegri c'erano allenamenti da Marines, che non si vedeva mai il pallone, che i giocatori uscivano dagli allenamenti stremati e tutto, mentre invece quest'anno Allegri ha iniziato subito col pallone. Ti dico, io sono entusiasta,
onestamente, perché comunque voi lo sapete cosa penso io di Allegri, per quanto non mi piaccia Piuttosto che parlare di Allegri non possiamo andare no, ci ha salutato già Etienne, era entrato solo per bestemmiarci. Ha detto anche che non ci dobbiamo stupire che poi tutta Italia ci prende in giro, ma tanto io non mi stupisco in realtà, perché tanto lo fanno a prescindere, cioè trovano qualsiasi pretesto per rompere le palle. Quindi sì, mo ti faccio vedere cosa diranno l'Italia intera di Allegri da quest'anno. Comunque io sono entusiasta onestamente, perché per quanto Allegri sappiamo non faccia giocare bene la propria squadra, cioè sia molto sul tennis. Hai detto una frase mi stupisci. No, vabbè, allora ho detto no, non l'hai detta per metterla, farla apposta, l'hai detta proprio al naturale. Vabbè, allora Allegri, ma cominciamo un'altra volta. Allegri è un allenatore molto che bada molto al sodo, cioè per Allegri quello che conta è vincere in qualsiasi modo lo si faccia. Mi fa piacere che sto leggendo tante cose, anche per esempio di Lindstrom che tu hai messo in fotografia. Sì, infatti la polemica ha detto Lindstrom bloccato al fantacalcio. Io l'avevo detto Lindstrom, io l'avevo detto che era un nome da tenere. E Napoli, non ti nascondo che a me il pensiero a un certo punto qua è passato. No, vi prego, io spero che questo è bastardo a fantacalcio, questo prende nomi del cacchio e li fa diventare fenomeni, quindi prende proprio, proprio le cartine e diventano fenomeni e segna, vincono, non lo so. Io spero che Lindstrom non ci sia mai nella lista del fantacalcio quest'anno, però nel caso in cui ci dovesse essere, Vince, mi auguro per la mia salute mentale che Lindstrom diventi il nuovo José María Callejon. Però allora, per il momento sono passati 3 giorni, quindi non c'è ancora niente da... Però io sono entusiasta per il futuro. Rispondendo al commento del nostro amico Gue, sicuramente il gioco di Allegri non è bello, cioè non è che ti fa divertire stile Sarri, stile Spalletti, però come ha detto anche lui quando è stato presentato, al Milan è stato nelle prime 3 posizioni dalla seconda giornata alla 37esima giornata. È mancato l'ultima giornata, ma poi ne sono uscite di cose, quindi secondo me è stato anche un attimo boicottato. Poi Allegri è questo, o lo si ama o lo si odia, per lui è importante raggiungere un obiettivo in qualsiasi modo. Chiudo perché sennò Allora, io sto come al solito un po' nel mezzo, nel senso che non ho un entusiasmo travolgente in questo momento. Continua a farmi effetto, per esempio io ho messo anche la foto di Allegri vicino a Spinazzola, continua a farmi veramente effetto per il momento vederlo con il logo del Napoli addosso, cioè vi dico la verità. Scusami Vincenzo, scusami. Lindstrom, Lang, Luca, o meglio TL3, conosciuti come la vertebra della sciatica. Wow, questo è proprio... Come cazzo l'hai pensata, soprattutto? Vinci il commento dell'anno. C'è veramente il commento dell'anno. Lindstrom, anche stavo dicendo, io diciamo non sono entusiasta, ma non ho nemmeno una grossa paura. La cosa che chiaramente sono solo indiscrezioni, ma cominceremo a vedere dalla prima amichevole dopo domani, mi pare, contro l'Arezzo, che chiaramente è un amichevole, diciamo, il ritiro è iniziato adesso, quindi è giusto per cominciare a fare qualcosa. Cominceremo a capire che modulo inizierà ad usare, cominceremo ad avere anche delle prime indicazioni. Pare che si stia andando verso l'utilizzo di un 4-3-3, che vi dico la verità, non mi dispiace, al di là della tipologia di gioco d'Allegri, perché come ci siamo sempre detti è il modulo che probabilmente è più nelle corde di tutti i giocatori del Napoli. Poi chiaramente lo scopriremo, però questa per me è una speranza e spero che veramente si vada in questa direzione. E il fatto in Lindstrom effettivamente, ma al di là delle battute, sembra quello più, diciamo,
più in spolvero sostanzialmente in questi primi giorni. Poi sono solo i primi giorni di ritiro, quindi c'è ancora tanto da capire, aggiungerei. Tra l'altro un mercato che probabilmente inizierà ad entrare un po' più nel vivo, non solo per il Napoli, dico in generale, dai prossimi giorni, perché oserei dire che finalmente questo mondiale è finito, perché mo, al di là delle battute, insomma, di tutte le cose che abbiamo detto prima, chi tifare, chi simpatizzare, per me è stato un mondiale veramente lungo e chiaramente è il terzo mondiale di fila in cui non c'è l'Italia, quindi è stato un mondiale duro da seguire, perché oltre che essere lungo non c'era nemmeno l'Italia, quindi onestamente dal mio punto di vista non vedevo l'ora finisse, perché poi dal momento che finisce il mondiale inizia realmente la stagione per i club e quindi finalmente si torna a parlare sostanzialmente di Napoli, diciamo, per quanto riguarda noi. Quindi vedremo. E penso che la notizia che più fa specie in generale è l'infortunio di Buongiorno, no? E non so se siete d'accordo, tra l'altro pare che ha deciso di operarsi, quindi salta 2-3 mesi da subito. Anche se l'unica cosa, e poi vi lascio la parola naturalmente, l'unica cosa che mi fa, non dico ben sperare, ma che mi accende una fiammella di speranza per questo ragazzo è che pare che abbiano deciso di fare questa tantissima operazione per risolvere definitivamente questo problema. Speriamo, perché veramente se no io credo che sia un intervento dovuto, perché secondo me questo è un problema che lui si sta portando da 1 anno e mezzo. Perché se vi ricordate, il Buongiorno visto i primi 6 mesi a Napoli, dopo un leggero infortunio, è stato fuori 1 mese e mezzo, se non sbaglio, il primo anno, dopo quell'infortunio lì, Buongiorno non è ritornato più ad essere il vero Buongiorno. Credo che lo limitava parecchio, e se dobbiamo tenerlo fuori si parla di 45-60 giorni, se dobbiamo tenerlo fuori per questo periodo qua e dopo ritornare a vedere il vero Buongiorno, ben venga, perché potremmo riavere un grande acquisto, secondo me. Buongiorno, io credo che sia uno dei difensori più forti in Italia. Poi discorso Lindstrom, il Buongiorno dei primi 6 mesi, il Buongiorno dei primi 6 mesi, il Buongiorno di Torino, cioè quel Buongiorno lì, non il Buongiorno di quest'ultimo anno, quello sicuramente. Sul discorso Lindstrom il problema però ci sta, nel senso che io credo che possa essere, e lo dicevo già un po' di live fa, potrebbe essere il nome, lui o anche Lang, su cui si potrebbe puntare, perché potrebbero essere, tra virgolette, dei nuovi acquisti. Il problema è dove metti tutti questi esterni, perché noi ne teniamo tantissimi di esterni, troppi forse. Lindstrom, bene o male, potresti anche utilizzarlo come una mezzala o un trequartista, ma dipende sempre come Allegri vorrà giocare. Fortunatamente stiamo a 3 giorni dal ritiro, dall'inizio ritiro, c'è tanto avanti, tutto deve essere vissuto, quindi aspettiamo. Mo si entrerà nel vivo dopo il mondiale, come dicevi tu, Vince. Si capiranno tante cose per il discorso mercato. Assolutamente. E poi scusami, il discorso Buongiorno per l'infortunio a me fa piacere anche per un'altra cosa, perché noi abbiamo 2 giocatori che secondo me sono importanti, sono forti. Fernando dirà di no, ma io credo che Rafa Marin e anche Marianucci ma guarda che ma perché no? Marianucci io ci credo tanto in Marianucci in realtà. Marianucci e Rafa Marin possono essere buoni prospetti, anche perché tu devi tenerti gli under 22. Rafa Marin ti posso dire che diventa forte sulla PlayStation. Vedi, allora c'è speranza. Fai una grande carriera con Rafa Marin. C'è speranza. Sì. A FIFA è bravo Rafa Marin. No, allora, il discorso qual è? È che se tu mi dici Rafa Marin è il 4/5 difensore che è in rosa, allora io ti dico mi va anche bene. Ma è normale. Il problema è che tu mo tieni Rachmani, Beukema, ok, come titolari, e poi subito dietro Rafa Marin. Ora, io Rafa Marin mi ricordo quello che è stato a Napoli, cioè una latrina, dopodiché non l'ho visto più. Stessa cosa vale per Lindstrom. Io quello che mi ricordo
che era una latrina, è andato per 2 anni in prestito ed è stata una latrina. Mo bello e buono si è pigliata la pozione di LeBron e di Michael Jordan in Looney Tunes, è diventato fuori classe, ma che ben venga, cioè non è che non li voglio i fuori Io classe. faccio un altro discorso. Rafa Marin è un giocatore della cantera del Real Madrid. Io credo che se era un giocatore della cantera del Real Madrid, qualcosa in lui ci hanno visto. È normale che se non gli dai continuità a un giocatore giovane in un calcio completamente differente da quello spagnolo, è normale che lui si possa perdere. Infatti è stato mandato in prestito per un anno a Villarreal e ha fatto bene. Vedi Però Nathan, vedi, per esempio, noi abbiamo perso un signor per quanto mi riguarda, e io lo dicevo, perché è arrivato a Napoli in un anno sbagliato, ma Nathan è un signor difensore e l'abbiamo buttato nel cesso. Andrei, Adesso vale 50 milioni Nathan. Ok, perfetto, però tu devi anche mettere in conto che giocare al Villarreal, giocare al Betis Siviglia è diverso con il giocare nel Napoli o nella Juve o nell'Inter o nel Milan, perché hai altre responsabilità, hai altre pressioni e devi avere carattere. Ora non sto dicendo che Nathan era una latrina, ok? Una mezza latrina. Però se io devo vedere Nathan giocare al Betis Siviglia, ti dico, va anche bene, ma Betis Siviglia che campionato fa? Il Villarreal che campionato fa? Sono d'accordo, ma sono delle squadre che ti possono lanciare dei giocatori. Scusami, ma tutti i giocatori che noi abbiamo avuto, no, il tuo capitano, il Villarreal è dal Champions. Infatti, il tuo capitano che ha vinto 2 scudetti, da chi arrivava? Ma sicuramente, io ti ripeto, io non sto dicendo che deve essere una latrina, ok? Però Di Lorenzo quando è arrivato a Napoli, ok? Pure Valdifiori hai preso dall'Empoli, anche Luigi Sepe hai preso dall'Empoli. Però poi non si sono dimostrati all'altezza di vestire la maglia del Napoli. Perché Di Lorenzo sì e Valdifiori no? Perché Di Lorenzo, una volta arrivato a Napoli, ha dimostrato di poter stare nell'ambiente Napoli. Gabbiadini, l'hai pigliato Gabbiadini, l'attaccato Lorenzo Lucca, eccoci qua. Mancava il nome Lucca, capito? No, ma è per fare un esempio, anche Michu, ce lo ricordiamo Michu noi lo prendemmo dallo Swansea e lo volle Rafa Benitez. Perfetto, ma Michu tu lo prendessi dallo Swansea che era andato in Europa League quell'anno. Michu, ce lo ricordiamo? De Guzman, ve lo ricordate? De Guzman ti ha salvato una partita contro Genoa, abbiamo vinto 2-1 per gol di De Guzman al 94esimo. Sì, vabbè, ma come lo stesso discorso Datolo che ti fa segnare l'assist. Datolo viene ricordato per quello. Purtroppo non tutte le ciambelle escono col buco, caro Andrea. Quindi Rafa Marin, quando poi è arrivato a Napoli, e per me è stata una latrina. Poi ti ripeto, viene quest'anno e con Allegri sia Nistrom che Rafa Marin si dimostrano Beckenbauer e la Yamal, che ben vengano. Sto dicendo quello che ti fermi, caro Fernando, è quello che ti sto dicendo. Ti sto dicendo, può essere che in alcune volte i giocatori arrivano in una squadra, in una determinata squadra, in un anno sbagliato. Vedi Nathan. E non è detto che perché Rafa Marin ha giocato 4-5 partite col Napoli, avendo comunque vissuto un cambiamento del modo di lavorare, il modo di allenarsi, il modo di giocare, dalla Spagna per un giocatore di 20 anni, dalla Spagna in Italia, è dovuto ritornare in Spagna e ha avuto continuità. Perché limitarsi a pensare che Rafa Marin è una latrina perché ha giocato 4-5 partite di merda? Vediamolo, valutiamolo. Io non ho nulla per scontato. Lo stesso discorso anche di Nistrom. Nistrom viene da 60 partite, 60, con 3 squadre differenti, che sono l'Everton, se non sbaglio il Wolfsburg e poi il Napoli, in questi 3 anni, dove ha fatto 0 gol, ma ha avuto anche 2 infortuni abbastanza seri. Chissà se con Allegri
ritrova un po' di verve. Non mettiamo limiti alla provvidenza, perché se veramente Lindstrom diventa quell'acquisto che De Laurentiis aveva fatto 2 anni fa e diventa buono, noi abbiamo comprato un altro giocatore. Io spero che Lindstrom diventi quello che doveva essere, come spero che Rafa Marin possa rivalutarsi a Napoli. Perfetto, ma se tu mi dici io devo stare qui, devo passare un anno a sperare che Lang, che Lucca, che Lindstrom, che Rafa Marin, se tu mi chiedi questi 4 qua, tu attenderesti nel miracolo della Santa Vergine o li butteresti in un unico pacchetto tipo le offerte di AliExpress? Se mi arriva un'offerta per allora su Lucca sfondi una porta aperta, perché dopo che per 6 mesi gli abbiamo provato a dare un po' di fiducia, a dopo 6 mesi per me Lucca se non voglio pure a fanculo, e su quello non ci piove. Ma sull'Ang che qualcosina mi ha fatto vedere, però ci sono stati degli attriti con Conte, allora io a Di Maro con Allegri vorrei vedere una cosa diversa. Poi se non acchiocca un'altra volta manco con Allegri, e allora a sto punto Lang sai che c'è di nuovo, te ne puoi a fanculo. Stessa cosa Lindstrom, stessa cosa Rafa Marin, ma diamogli il tempo, perché tu hai 4-5 giocatori che sono andati in prestito, sono ritornati, che li puoi utilizzare tranquillamente in una rosa. Poi non è che vanno a fare il titolare. Quando tu mi dici Rafa Marin come quarto difensore, certo, eventualmente un quarto difensore, perché le coppie potrebbero essere Buongiorno Rafa Marin, Rachmani Begma, eventualmente Rachmani a sinistra, Begma a destra se non gioca a Buongiorno, ma Rafa Marin può fare il quarto e va benissimo per quanto mi riguarda, perché al posto di Juan Jesus che è uscito mi tengo Rafa Marin e per me va bene. Al posto di Guangzhou, però è a sperare sempre che hanno gioco, però. Chi? Rafa Marin. Ma perché devo sperare che non giochi? perché vuol dire che tiene altri difensori più forti. Ma certo, è normale che sarà la riserva, però una cosa è che tu hai Rafa Marin come quarto e un'altra cosa è che devi partire con Rafa Marin come secondo difensore. Ti trovi? Cioè, tu accetteresti Rafa Marin come quarto difensore? No. Vabbè, io no. Okay. Io il tasso. Poi Allegri decide che se lo vuole tenere, che ben venga che ce lo teniamo. Io ho fiducia, tra virgolette, devo avere fiducia nell'allenatore, che per quanto il nostro amico Guede dica che è noioso, perché Allegri è noioso come gioco, però io mi devo fidare perché è il mio allenatore. Quindi se lui dice Lindstrom e Rafa Marin me li tengo perché mi piacciono, Cittenim. Però se tu mi dici Rafa Marin tu lo terresti, per il ricordo che io ho di Rafa Marin e per quello che ho intravisto negli anni che non è stato a Napoli, perché ovviamente non è che l'ho seguito tutti i giorni della mia vita, o il TAS. Lindstrom la stessa cosa, Lucca la stessa cosa, Noah Lang che è stato difeso a spada tratta da Koeman, allenatore della nazionale olandese, ha giocato 7 minuti con l'Olanda. Ma non ti sto dicendo che a spada tratta li devi difendere, io ti sto dicendo dagli una possibilità. No, almeno per il ritiro. Poi se nel ritiro non si adeguano a determinati dettami tattici, allora voglio la porta. Ma se Allegri mi dice io gli voglio dare una possibilità, che ben venga. Se tu mi chiedi Fernando, tu ci dissi una possibilità? Assolutamente no. L'unico problema tra virgolette, non tanto per Lindstrom e Rafa Marin, perché penso che ormai i loro acquisti li hai ammortizzati un po' nel tempo. Per quanto riguarda Lang e Lucca, io spero che Cocrun carica Pander, Venes piglia Lucca e ci perdi 5 milioni dei 35 che hai pagato, te ne offrono 30, o lo metti in uno scambio, per esempio come stanno provando a fare con la Lazio per Gila. Ecco, questo poi per esempio volevo dire questo sul discorso infortunio di Buongiorno, perché mamma santissima, se noi sappiamo che Buongiorno ha questo problema e che si deve operare, perché il Napoli ha detto che il problema già si conosceva, già si sapeva che Buongiorno non sarebbe partito subito con il ritiro, eccetera. Tu mi devi fare il sacrosanto favore che Gira lo devi prendere, e quindi mi sbugiardo da solo quello che dicevo qualche live fa. Perché se io ho Rachmani, Buongiorno e Beuke, ma che stanno tutti e tre bene,
posso permettermi di aspettare e non prendere Gil e di farlo andare al Milan, ma se io so che Buongiorno non parte per il ritiro perché già so che ha un problema, io Gila lo devo prendere. D'accordo. Perché mo rimani con Rachmani, Beocom, Rafa Marin. Poi D'accordo. io per esempio ho letto oggi, no, ieri sera se non mi sbaglio, che il Napoli sta sondando per Lucumí, per Thiago Gabriel. Ecco, per esempio Thiago Gabriel è uno che onestamente mi piace, che lo metterei al posto di Rafa Marin, cioè gli farei fare un anno da quarto difensore, ok? Ma va benissimo. Pure io, però se io so che Buongiorno ha questo problema e che forse si deve operare, io non posso prendere Thiago, cioè io non vorrei prendere Thiago Gabriel, io voglio prendere Mario Gila, capito quello che ti voglio dire? E lì a Rui va con Frevo, con Napoli. Infatti, ragazzi, vi domando una cosa, ma non vi è parso strano il licenziamento di Canonico? Così. Ma Andrea, È un discorso delle parti, perché poi lo staff di Allegri, arriva lo staff di Allegri, il fidato di Allegri, tutto quello che vuoi tu. Però è strano. no, vabbè, è strano ma giusto però. Ah, no, sì, no, nel senso strano anche in prossimità dell'infortunio di Buongiorno. Qualcuno per gli infortuni, per tutti gli infortuni l'anno scorso doveva pagare. Non c'è niente da fare, ragazzi. È semplice. No, però tu una volta che va via Conte, no? Tu puoi anche dire io mi tengo Canonico perché tanto, tra virgolette, la colpa era del modo di allenare di Conte, no? Però questo ma non era quello. Questo è quello che hanno detto tutti, però. Ma in realtà nessuno sa effettivamente di chi è la colpa. Ricordatevi quello che è successo con Neres. Ricordatevi quello che è successo con Neres, che là guardate che là è grave. E Conte lo disse in conferenza, se vi ricordate, perché nella conferenza di una partita in cui Neres entra negli ultimi 45 minuti e non ce la fa neanche a camminare, Conte diceva che gli era stato dato il benestare dei medici. Poi si viene a scoprire dopo una settimana con gli accertamenti che aveva la lesione del tendine d'Achille. Quella che è una cosa grave. Ma infatti io ti sto dicendo che è giusto che sia stato licenziato Canonico, perché Canonico tu te lo potevi tenere perché andando via Conte la potevi girare così la storia, però è sotto gli occhi di tutti che da quando se n'è andato il dottor De Nicola, che se vi ricordate tu, perché poi apro e chiudo parentesi, voi vi ricordate chi è che l'ha portato Canonico a Napoli? È stata 22 anni, quindi no, non mi ricordo. No, 22 anni, un po' di meno. Meno? Chi è Mazzarri? Mister, attenzione, Mister Carlo Ancelotti. Canonico. Ci posso dire da fessera mamma a Carlo Ancelotti o ci chiudono? Però stava scritto che era il medico del Napoli da 22 anni. Hanno scritto io sapevo 22 anni. Il dottor De Nicola se n'è andato dopo Sarri. Noi fino a Sarri non abbiamo mai avuto. Forse era un vice canonico, forse era nello staff. Faceva una parte dello staff. Il medico era De Nicola. De Nicola è stato fino a Sarri. Dopo Sarri a noi è venuto Ancelotti. Sì, è quello è. Comunque da fessa la mamma ci posso dire Angelotti o ci chiudono il canale. Gliel'hai detto già un paio di volte, quindi va bene così. Okay. Quindi ci posso dire da fessa la mamma perché non c'è 2 senza 3, giustamente. Perfetto. Comunque io chiuderei con una battuta, diciamo, su quest'altra situazione qua. Mi dispiace che ragazzi non stiamo leggendo più i commenti, io però è giusto per andare un po' più spediti su questa situazione qua, perché quest'oggi pare che ci siano stati degli incontri tra Maldini, Leonardo e questo signore qui in foto che è Pep Guardiola. Allora, io non so quanto sia vero, chiaramente ci sono state molte indiscrezioni, c'è molte testate, molti media hanno riportato la notizia. Io non so quanto ci sia di vero, non so quali siano le reali possibilità, ma mi permetto solo di dire che se davvero c'è stato un incontro e se davvero Guardiola si è messo quantomeno solo ad ascoltare quello che avevano Maldini e Leonardo da dire, diciamo che non, come dire,
questa cosa mi fa ben sperare a prescindere, non perché non per le possibilità che possa venire o non venire a Guardiola ad allenare la nazionale, ma perché vuol dire che sotto ci sono delle idee, ok? Da parte di Maldini e di Leonardo ci sono delle idee per far ripartire, insomma, il movimento calcistico italiano. Poi detto ciò, io non so voi cosa ne pensate, diciamo, secondo me è abbastanza difficile che si realizzi una situazione del genere per Allora, tanti motivi. io su San Tommaso, fin quando non vedo non credo, però il fatto che c'è Maldini come responsabile della nazionale, direttore tecnico, a me fa solo ben sperare, ma proprio non tanto per la figura di Maldini calciatore, proprio di figura Maldini persona, come uomo, perché è una brava persona con la P maiuscola e con la B maiuscola. Come uomo e come calciatore, e quindi credo che quello è una sorta di biglietto da visita. Poi che possa venire Pep Guardiola, me coglioni, nel senso mi farebbe tanto piacere perché è un grande gestore, grande. Però la vedo, fin quando non vedo non credo, io su San Tommaso, che già fa? Allora, io vi dico la verità, io prima di iniziare la live ho visto sui social l'intervista di Malagò a Sky Sport che gli hanno fatto oggi e vi dico che a me quello che ha detto Malagò, poi dobbiamo vedere di tutte le parole che ha detto cosa diventerà realtà. Però il discorso di Malagò a me è piaciuto perché ovviamente visto che il livello giornalistico in Italia è quello, non si va oltre, gli hanno chiesto di nomi, lui comunque non si è tirato indietro, ha detto che comunque lui voleva prendere un mamma santissima come allenatore e quindi questo mi fa ben sperare. Ti do per certa la cosa che Maldini e Leonardo erano in Spagna a parlare con Pep Guardiola perché Sky ha detto che sono stati proprio visti insieme. Però la cosa più importante è stato il discorso che Malagò ha fatto per quanto riguarda diciamo il programma, l'organigramma da strutturare per il futuro. Quindi ogni volta che loro gli facevano una domanda sulla persona, lui rispondeva del progetto. Quindi poi ripeto, il fatto che, come hai detto bene tu, Vincenzo, solo il fatto che Guardiola si sia seduto ad ascoltare porta con sé, secondo me, due grosse verità e due buone notizie. In primis che effettivamente c'è un progetto e anche importante per assegnarlo poi nelle mani di Pep Guardiola. E la seconda, secondo me, che al di là di Pep Guardiola, chiunque si siederà sulla panchina dell'Italia avrà alle spalle un progetto da portare avanti. Non so in quanti anni si realizzerà questo progetto, ma c'è, diciamo, un progetto a lungo termine che mi lascia ben sperare, perché come abbiamo detto nelle varie live, anche quando l'Italia non si è qualificata ai mondiali, tutte le grandi nazionali di oggi sono partite da una rivoluzione interna a livello strutturale, la Spagna, l'Inghilterra, la Germania, perché tutte le nazionali a turno hanno fatto figure in merda. Quindi il discorso infatti è questo, cioè che ci sta che insomma si cade, il problema è sempre come ci si rialza, no? Come si riparte. Tutte le nazionali, le grandi nazionali l'hanno in qualche modo fatto, sono cadute e sono ripartite, l'unica che non l'ha fatto è naturalmente l'Italia, che è solo caduta. Ma perché noi siamo lenti, noi siamo, lo sai, siamo quella nei Gianu Giana. Quindi, a prescindere dal discorso Guardiola, che Pep non vuole allenare al momento. Sì, questo l'abbiamo capito. Diciamo, infatti, a prescindere dal discorso Guardiola che vuole o non vuole allenare, abbiamo detto la cosa positiva è già solo il fatto che abbia ascoltato Maldini e Leonardo, perché vuol dire, come abbiamo detto, c'è un progetto, vuol dire che soprattutto i dirigenti
della nazionale in questo caso hanno una discreta credibilità che a livello internazionale non ci fa male, direi, quindi anche questa cosa è interessante. E le altre due notizie che mi arrivano da quello che sta succedendo, come anche detto tu, mi hai ricordato anche tu, anche tramite le parole, diciamo, di Malagò, è che appunto c'è un progetto, che ci sono persone che forse finalmente iniziano a prendersi qualche responsabilità, perché Maldini e Leonardo si stanno prendendo delle belle responsabilità, dato che sono loro al capo della ricerca del CT sostanzialmente, quindi si prenderanno eventualmente la responsabilità della decisione, e soprattutto vuol dire che la federazione tramite Maldini e Leonardo appoggerà naturalmente totalmente il CT della nazionale, che vi sembrerà una cosa scontata, ma non lo è, perché non è mai stato appoggiato al 100%, cioè le scelte sono sempre state criticate, spesso sono state sono sembrate spesso pilotate, cioè quindi il fatto che ci sia un piccolo cambio di direzione, io spero che questo piccolo diventi grande, ripeto, mi fa ben sperare. Sì, lo sappiamo che Malagò non ha parlato di Guardiola, ma solo un pazzo avrebbe parlato di Guardiola, solo uno psicopatico. Degli scenari, se inizi a parlare in questo, infatti, è un problema. Questo stavamo dicendo, la cosa fondamentale è che Malagò continua a parlare di progetto, perché in realtà, prima cosa, lui ha delegato la scelta del CT, ed è una cosa secondo me intelligente, perché Malagò non è un uomo di calcio, o comunque nel senso puro del termine, ok? È un uomo di sport, sicuramente, ma non di calcio. Quindi lui ha detto: io prendo Maldini e Leonardo e gli delego questa scelta, che sono uomini di calcio. Secondo me è stata una scelta estremamente intelligente. Lui deve pensare alla struttura, non a scegliere l'uomo sulla panchina. Cioè non gli interessa nemmeno avere il merito eventuale di aver scelto quello o quell'altro a seconda poi dei risultati che arriveranno. Non gli interessa, lui vuole vedere almeno l'impressione che adesso dà, vuole vedere il progetto e la struttura a 360 gradi, quindi speriamo bene. Detto ciò, prima di chiudere, dici. No, vi volevo dare 3 notizie. Vai. Allora, la prima, che c'è stato l'annuncio da parte del presidente della CONMEBOL, il prossimo mondiale nel 2030 sarà 64 squadre. Sì, lo stavo per dire. Ce la facciamo! Ok. Ci entriamo. Più che ce la facciamo, spero, sicuramente quello che dico io è vabbè, però insomma si toglierà da mezzo il discorso terza squadra. No, ma che ti dico sì, sicuramente non sarà quella più situazione là. Probabilmente per me continuerà a perdere un po' di fascia nel mondiale, però magari e questo è il problema. Andrea, ho capito, lo diciamo sempre che sono soldi, però se io devo continuare a dire che sono soldi, allora a questo punto che cazzo lo allarghi a fare 64? Fai partecipazione nazionale. Me lo fai durare 2 mesi? No, è il discorso inverso, perché se tu lo allarghi a 64 squadre, tu prendi dei diritti TV in 64 paesi sicuro, invece che cioè arrivano anche a Curaçao, Capoverde, tutto il resto. Allargalo a tutte e 200 le nazionali e oltre. Comunque secondo me era una scelta obbligata quella delle 64 squadre, perché secondo me l'esperimento migliori terzi è fallito, perché si sono resi conto che troppi biscotti, troppe cose, troppe tarantelle e tutto, quindi pur di allungare il mondiale di una partita, quindi fare 16esimi, ottavi, quarti, hanno allargato a 64 squadre. Poi due cose interessanti che riguardano il Napoli. Durante l'intervista che hanno fatto i 4 giocatori del Napoli c'era anche Vergara, gli hanno fatto una domanda su Allegri eccetera, e lui comunque ha detto che si sta allenando da mezzala. E poi l'ultima, che Ciro Venerato di Rai, giornalista esperto di calciomercato Rai, ha detto che è spuntata una nuova idea, possibile scambio col Tottenham Vicario Milinkovic-Savic. Allora, sono 2 notizie estremamente interessanti. Quella di Milinkovic Vicario l'avevo letta effettivamente, e sarebbe uno scambio interessante. Avere una coppia di portieri italiani di quel livello mi farebbe molto piacere, e a quel punto veramente chi gioca per me sono tutti e 2 fortissimi. Vabbè, sì, Vicario, insomma, per me è forte anche Meretto, lo sai, però sì. Cioè, nel senso sono 2 portieri molto forti. Milinkovic può piacere a De Zerbi, dice una polemica, ci sta.
Il fatto di Vergara mezzala mi fa pensare che sia una delle motivazioni per cui non è stato riscaldato Elmas a questo punto. Perché Vabbè, se... devi trovare spazio a qualcuno comunque, perché Vergara No, secondo me è chiuso per me completamente. Vergara deve trovare spazio. Poi per me, se deve giocare in porta, mo sto chiaramente esagerando, gioca anche in porta. Per me Vergara deve trovare spazio, altrimenti facciamo scema, tra virgolette. Io volevo fare una domanda rapida prima di chiudere, che siamo in chiusura. Alla luce di come è andato il mondiale, no? Insomma, quindi pensate al mondiale nella sua totalità, dei protagonisti, di chi è arrivato fino in fondo e tutto, diciamo, e tutto il contorno in generale. Ma a sto punto, il pallone d'oro, chi lo vince? Perché questa è una bella domanda, perché non c'è stato nessuno che ha brillato col club, che poi ha brillato così tanto con la nazionale, ok? A parte Messi, che però gioca in America e comunque ha fatto una finale bruttina, a parte Mbappé, che chiaramente ha fatto tanti gol, ma con Real Madrid non ha vinto nulla, quindi non è stato decisivo. A sto punto, l'uomo più decisivo diciamo, di quest'anno, di questa stagione, è stato Kvara. Kvara tocca la vita. A meno che non esce un nome spagnolo, Kvara, diciamo che a livello europeo... Sì, ma non c'è nessuno che ha brillato, cioè, perché se Yamal avesse fatto un mondiale di padre eterno, allora avrei detto ok, il campionato del Barcellona l'ha vinto, è stato protagonista, ha fatto un mondiale da protagonista, il mondiale lo fanno sempre pesare in questa decisione, il che per me è assurdo e sbagliato, lo fanno pesare troppo, ecco. Allora, vabbè, come dice ad esempio, vedi, Napoli dice il pallone lo può rivincere Rodri, ma per me non avrebbe senso che lo rivince Rodri. Il giocatore fenomenale, ha fatto un mondiale spaventoso, ma ha fatto solo il mondiale, però Rodri. Cioè, spaventoso. Un altro che stai dimenticando, però, è che secondo me è più di Kvara, perché ha vinto il mondiale, mo ci vuole, e Fabiano. Sì, però a me farebbe molto piacere, ma non glielo darei mai. Però Kvara nelle 2 stagioni del Paris Saint-Germain è stato molto più incisivo rispetto a Fabian Ruiz. Anzi, vero, ma perché gioca anche in un ruolo diverso. Però se devo entrare Fabian Ruiz ci può stare, però se tu lascia stare i trofei vinti, perché per me il pallone d'oro va dato al giocatore più, tra virgolette, influente, no? dell'ultima annata, più decisivo soprattutto. Più decisivo. Per me, ti dico di più, per me se la giocano Kvara e Kane, perché comunque Kane con la nazionale inglese ha segnato tanto, l'ha portata avanti sia lui che Bellingham, però diciamo che in un certo senso è stato anche lui decisivo con l'Inghilterra. Certo. Quindi, però Kvara ha vinto la Champions League per il secondo anno consecutivo, tra l'altro risolvendola lui, perché comunque è vero che non ha segnato il rigore, ma il rigore se lo procura lui e comunque ha fatto un'annata paterna. Quindi per me lo deve vincere Kvara. Vedi come sta dicendo Gue, che ci tiene a sottolinearlo, se dovesse vincerlo Mbappé, come dice lui, per me Mbappé è come sono state in passato scelte a volte tra Messi e Ronaldo e anche qualcun altro, è solo una scelta politica, perché Mbappé, giocatore fenomenale, fortissimo, un talento incredibile, segna tantissimi gol, però quest'anno non è stato comunque decisivo per la sua squadra. Sì, ha fatto tanti gol, però la Liga, capocannoniere la Liga, ok, la Liga non l'ha vinta. Capocannoniere in Champions, ok, la Champions non l'ha vinta. Capocannoniere nel Mondiale, va bene, il Mondiale comunque non l'ha vinta. Cioè, il discorso è che purtroppo per lui, nel senso, non è stato decisivo a tal punto da far vincere la propria squadra. E questo fa la differenza sostanzialmente in dovrebbe fare la differenza nell'assegnazione di un premio. Tra l'altro, scusami, è stato è vero che è stato capocannoniere in tutte le competizioni, ma nei momenti clou della stagione e del mondiale è venuto meno, non per colpa sua, perché Spagna-Francia è stato un dominio spagnolo, però è uscito con il Bayern Monaco, diciamo, non ha giocato una grandissima doppia sfida. La Liga l'ha persa contro il Barcellona, quindi non ha influito tantissimo. Il mondiale la Francia ha deluso, perché la Francia era la Francia degli Avengers, che era data strafavorita,
non l'ha vinto, quindi sì, Infatti, sai, capocannoniere, secondo me quello che arriverà, cioè quello che peserà molto di più per la non scelta di Mbappé è proprio il mondiale non vinto dalla Francia, perché era la strafavorita. Non ha vinto niente, capito? Perché Poi se tu avessi vinto il mondiale, cioè, capito, il mondiale che, diciamolo chiaramente, la Francia era la squadra più forte. Quindi tu, bene o male, parti da favorita. Se non vinci il mondiale, anche solo il fatto di non vincere tutte le altre competizioni, però vinci il mondiale, quello ti porta a dire ok, puoi vincere il pallone d'oro. ma Se se non tu vinci vinci neanche il mondiale da favorito, però se tu vinci il mondiale e sei capocannoniere del mondiale e sei capocannoniere della Liga e sei capocannoniere della Champions League, già ha una valenza diversa. no, è quello che sto dicendo. Non vinci neanche il mondiale, però lo sei comunque il capocannoniere, non è che cambia tanto. Alla fine non l'hai vinto ed eri il favorito. Anche perché gli ultimi 2 gol che ha segnato nella finale terzo e quarto posto, la finale terzo e quarto posto sicuramente spettacolare per chi non gliene fotte un cazzo di calcio, ma è stata ridicola come finale. Cioè si vedeva proprio che tutte e due erano la partita del giovedì pomeriggio con gli amici. Ma perché anche Una polemica mi fa questa osservazione qua, sarà Spagnolo chi gioca nel Barcellona e ha fatto doppietta a Liga Mondiale, io ti posso dire c'è Ferran Torres, ma non lo vedo come ma c'è anche la Yamal, però se tu metti il mondiale no. che ha fatto Yamal con Ferran Torres, io ti dico Ferran Torres che ha segnato anche il gol di vittoria. Ma non è stato, cioè glielo darei più a Oyarzabal che a Ferran Torres, per esempio. Sono d'accordo, ma io te l'ho detto, io lo darei molto di più a Fabiano o a Cubarsí, che a gli altri. A Cubarsí con il salvataggio no, è troppo giovane. No, però come difensore, se fosse giovane attaccante tipo Yamal, ma è troppo giovane. Cioè noi ragazzi come difensore l'ha ammarato l'ultimo difensore, credo che sia stato Cannavaro nel 2006. Come no, poi io già ve l'ho detto, per me chi lo deve vincere, poi se non lo vince è perché è sempre tutto un magna magna. Comunque penso che possiamo andare in chiusura. È stato un piacere di pazzi, grazie a tutti per averci seguito. Noi ci chiuderei con questo, scusami. Lasciamo sta. Noi ci vediamo lunedì prossimo in live. Buonanotte, forza Napoli sempre. Sempre. Ciao ragazzi.